Dopo le accuse a Sebastiano Visintin dalla PM Iossi, l'amico di Liliana Claudio Sterpin, il marito sa tutto ma non ha agito da solo, atto premeditato. Sono giorni d'attesa e preoccupazione per gli oltre 300 lavoratori della Flex. A giorni vertice online con l'advisor, possibili novità sulla vendita a fine giugno. Nuovo stop da domani a mercoledì per il tram di Opicina. Il parco vetture necessita di manutenzione ordinaria già programmata da tempo. Inaugurata a Gorizia, Palazzo Atems, la grande mostra dedicata a Zoran Music. Con le opere e l'atelier si può visitare anche la stanza di Zurigo. Pallacanestro Trieste perde al supplementare con Brescia per 88-92 la gara 4 dei quarti di finale playoff, ma lotta fino alla fine. Doppio blackout al Pallarubini. Buonasera dal telegiornale di Tele4. L'omicidio di Liliana Resinovic sarebbe stato premeditato, compiuto e nascosto da più persone e il marito Sebastiano saprebbe tutto. Questa è l'accusa dell'amico di Liliana, Claudio Sterpin, che si dice non in imbarazzo a incontrare Visintin in occasione dell'incidente probatorio. Vediamo. Se io dico potrebbe non essere Sebastiano quello che ha ucciso Liliana, esprimo semplicemente un mio pensiero. Allora io ho dichiarato esattamente che potrebbe non essere Sebastiano l'assassino materiale di Liliana, ma altresì ho dichiarato, e questo lo confermo, che lui secondo me potrebbe sapere tutto quello che è successo. Claudio Sterpin chiarisce il senso delle sue dichiarazioni di ieri che, spiega, potrebbero essere mal interpretate. L'opinione dell'amico di Liliana Resinovic è che potrebbe non essere stato il marito Sebastiano a ucciderla materialmente, dal momento che, secondo l'idea che si è fatto in questi quasi 3 anni e mezzo, ci sarebbero più persone coinvolte nel caso. E a sostegno della sua tesi riporta indietro l'orologio a quel 14 dicembre del 21. Questa maledetta faccenda, io la chiamo maledetta, ormai mi ha sconvolto la vita, secondo me è stata premeditata. Questo non è una cosa d'impeto, questa è una cosa studiata a tavolino da prima, da chissà quando, e doveva succedere martedì 14 perché era probabilmente l'ultima o una delle ultime giornate che Liliana passava in casa, per cui domani sarebbe potuto essere troppo tardi. Doveva venire via con lei? Sì, chiaro. Massimo 2 giorni dopo. Avevamo già programmato tutto, eccetera, eccetera. Non è escluso che lei abbia detto qualcosa, perché mi ha detto, a me mi aveva confessato che troverà modo di dirlo a Sebastiano. Si tratterebbe insomma di un omicidio premeditato, compiuto e nascosto da più persone, del quale Sebastiano conoscerebbe tutti i passaggi, compreso il luogo in cui il cadavere della 63enne sarebbe stato conservato prima di essere ritrovato nel parco di San Giovanni il 5 gennaio del 2022. Su questo caso c'è un sacco di gente che non ha usato per niente quella minimo di intelligenza necessaria per cercare di valutare l'antefatto. Io l'ho detto da subito, però non sono stato ascoltato, anzi ero il visionario. Restiamo nella pagina della cronaca con un aggiornamento dal Friuli. Dopo circa 23 ore dall'inizio delle ricerche è stato purtroppo individuato il corpo dell'uomo caduto ieri nel torrente Cormor a Carlino, in provincia di Udine. Gianfranco Baldin, questo è il nome dello sfortunato cittadino appunto del luogo, era scivolato nell'acqua nel tentativo di salvare il suo cane. Grazie all'abbassamento del livello e della portata dell'acqua del torrente, i vigili del fuoco a bordo di Drago, l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, hanno avvistato il corpo esanime a una trentina di metri dal rullo del torrente dove l'uomo era stato avvistato per l'ultima volta e dove si erano concentrate le ricerche. Nel pomeriggio le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo acquatico del Comando Vigili del Fuoco di Trieste, che operano con l'ausilio dei soccorritori fluviali alluvionali. Passiamo alla politica. La crisi rientrata nella maggioranza che governa la regione è commentata ai nostri microfoni dalla segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti.
I cittadini del Friuli Venezia Giulia in questa settimana hanno assistito a uno spettacolo indecoroso, nato solo dai contrasti e dalla lotta di potere tra Federica Ciriani, la Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra. Una giunta e un centrodestra indeboliti escono dalla crisi di maggioranza secondo la segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, che invita la coalizione di centrosinistra a cogliere il momento per un cambio di passo. Una settimana politica ad alta tensione partita con le dichiarazioni del ministro Luca Ciriani sul nuovo ospedale di Pordenone, la verifica di maggioranza, la disponibilità a consegnare le deleghe da parte di 7 assessori e infine l'incontro tra il presidente Federica e la premier Meloni a Roma, il nuovo vertice triestino con gli alleati e l'investitura del governatore quale garante dell'azione di governo, in attesa della mozione che approderà a breve in Consiglio. Una serie di passaggi che, a giudizio dell'opposizione, offrono un quadro di grande litigiosità e conflitti non risolti. Federica è uscito da Palazzo Chigi indebolito perché gli è stato detto chiaramente che sul terzo mandato non c'è speranza e quindi cercherà di galleggiare fino al 2028. Una brutta pagina, una brutta settimana per la politica, ma soprattutto per questo centrodestra che oggi è più debole, come lo sarà più debole la Giunta e la maggioranza di centrodestra. Fase d'attesa nell'avvertenza Flex Adriatronics, a fine mese il primo incontro online con l'advisor incaricato di trovare un compratore per l'azienda triestina. I primi risultati sono attesi per fine giugno. Siamo ad un punto in cui andiamo incontro a 2 tavoli ministeriali, uno dovrebbe essere alla fine di questo mese online per valutare se l'advisor ha cominciato a raccogliere degli interessamenti per la vendita del sito e poi a fine giugno dove si dovrebbe tirare le fila su quei soggetti che sono più accreditati a presentare poi una proposta di interesse per l'acquisizione. Riflettori puntati sulla crisi della Flex. Il fondo Faircap ha rilevato l'impianto a gennaio, non presentando alcun piano industriale, dicendosi alla fine disponibile a rivendere. L'advisor individuato ha dunque ora il compito di trovare un compratore in 6 mesi, la durata del contratto di solidarietà degli oltre 300 lavoratori. È chiaro che insomma la preoccupazione è tanta, anche perché i soggetti che hanno, il soggetto che ha acquisito il sito da Flex dimostra di essere difficilmente affidabile dal punto di vista dell'interlocuzione. Prosegue il tavolo ministeriale, la necessità che insieme a tutte le forze politiche del nostro territorio e del nostro paese si faccia squadra, come è successo nell'avvertenza Varzila. Ma siamo in una fase di attesa, in una fase in cui si sta attendendo che eventuali interessamenti trovino materializzazione, quindi da questo punto di vista è estremamente importante il lavoro che viene prodotto dall'advisor che è stato individuato. Auspichiamo che quanto prima si manifesti un interesse concreto per dare risoluzione a questa crisi che dura da troppo tempo. Tram di Opicina nuovamente fermo da domani mattina e fino a mercoledì. Non si tratta di un nuovo guasto imprevisto, semplicemente la vettura necessita di alcune operazioni, le vetture necessitano di alcune operazioni di ordinaria manutenzione programmate da tempo. Pertanto la linea 2 sarà momentaneamente sospesa domani, martedì e mercoledì. Successivamente è invece prevista la revisione termica dei binari, ma in questo caso i lavori saranno effettuati durante la notte, quindi senza sospendere le corse. Il tram di Opicina riprenderà dunque regolarmente il servizio a partire da giovedì mattina, con le prime corse in partenza alle 7 dalla stazione di Piazzale Monterea a Opicina e alle 7:22 dalla banchina di Piazza Dalmazia. Nei prossimi 3 giorni turisti e residenti avranno sempre a disposizione comunque il bus della linea 2 Barrato. Con l'arrivo della bella stagione in vista dei primi bagni di sole, sentiamo allora quali sono i consigli della dermatologa per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari. Andiamo verso la bella stagione, sì. Sole, eccetera. Quali sono le precauzioni proprio minime? Di rispettare le ore dove l'indice UV è alto, nel senso di non stare al sole dalle 11 alle 15. Poi sappiamo che il sole danneggia la pelle, soprattutto i raggi UVB e UVA, e quindi la prima linea di difesa che abbiamo sono le creme solari, no?
creme solari che vengono utilizzati 20-30 minuti prima che mi espongo al sole. Poi, importante di ribadire, devono essere riapplicato ogni 2-3 ore, oppure dopo il bagno o quando ho sudato molto. La corretta applicazione della crema solare richiederebbe 2 cucchiai di tavolo per il corpo e una mezza per il viso, e questo ogni 2-3 ore. Se io mi metto meno della metà della quantità prevista sul corpo, una fotoprotezione 50 diventa 25. Poi ovviamente perché ci sono anche oggi tante persone che dicono non sappiamo, le creme hanno aumentato i tumori, queste sono ovviamente fake news. Fake news, esatto, chiamiamolo così, ma chi proprio non vuole applicare le creme può utilizzare oggi abiti che hanno anche la fotoprotezione. Inaugurata oggi a Gorizia, a Palazzo Attems, la grande mostra dedicata al percorso artistico e alla vita di Zoran Muzic. Insieme alle opere e all'atelier dell'artista si può visitare anche la cosiddetta stanza di Zurigo. Vediamo. Zoran Muzic torna a casa. A 20 anni esatti dalla morte dell'artista è stata inaugurata a Gorizia, all'interno di Go 2025, la mostra Zoran Muzic, la stanza di Zurigo, le opere e l'atelier, curata da Daniela Ferretti, che sarà ospitata fino al 31 ottobre nell'intero primo piano di Palazzo Attems. Celebra un artista del nostro territorio, un artista che ha attraversato la bellezza ma anche le difficoltà, i drammi del Novecento. È una mostra che l'ente ha fortemente voluto e organizzato insieme a tanti partner. Cuore della mostra, la stanza di Zurigo. La stanza, la cosiddetta opera che si chiama la stanza di Zurigo, che è una vera stanza che è stata ricomposta, tutta decorata dall'artista nel 1950, che è stata smontata dalla villa dove era stata realizzata, con un intervento di salvataggio molto importante. La mostra propone la visione di opere con cui è documentata l'intensa ricerca artistica di uno dei pittori più raffinati ed enigmatici del XX secolo. Una mostra di cui siamo particolarmente orgogliosi perché Zoran Muzic è un artista di confine che perfettamente interpreta la nostra concezione di cultura di frontiera. Grandissimo rappresentante della cultura di quel confine che una volta non c'era, perciò di quel territorio che oggi ancora esiste. Si aggiunge alle grandi esposizioni che abbiamo appena chiuso proprio qui nel Palazzo Attems alle nostre spalle alcune settimane fa. L'allestimento mette in esposizione oltre 100 opere divise in decenni dagli anni 30 al 2000, tutte provenienti dall'ambito familiare o privato dell'artista. C'è un'altra chicca, un'altra novità, ed è mostrare il luogo della creazione, ed è l'atelier che voi vedete alle mie spalle, e al cavalletto vedete le tele che erano a cavalletto poco prima che lui morisse, nel 25 maggio 2005. Siamo allo sport, la pallacanestro Trieste ha perso al supplementare con la Germani Brescia per 88-92 la gara 4 di quarti di finale e playoff. La squadra di Poeta ha vinto così la serie per 3-1 e approda a una semifinale scudetto con Trapani. Per la formazione giuliana invece la stagione si conclude con l'ultimo abbraccio del pubblico di casa, che quantomeno ha potuto rivedere i propri beniamini al Pala Rubini dopo le 2 giornate di squalifica del campo. Allora vediamo però che cosa è successo, perché è stata una partita anche abbastanza convulsa, con ben 2 blackout nel Pala Rubini, dalla voce di Marco Stabile.
Battuti sì, ma dopo aver lottato come leoni. La stagione della Pallacanestro Trieste finisce qui. Brescia passa al supplementare con tanto di doppio blackout elettrico al Palarubini, chiudendo sul 3-1 la serie. L'amarezza stavolta dura poco perché il retrogusto è più forte, quello di aver giocato una stagione da protagonisti in A1. Christian lascia fuori Kelly, ma parte comunque con il quintetto lungo, con Brooks alla piccola. A pagare dividendi però è più la prestazione personale dell'ex Milano che l'assetto in sé. In effetti Jeff sembra il solo capace di rispondere ai canestri a ripetizione di Rivers dalla media distanza, che dopo aver segnato gara 3 con le sue triple ne mette 8 nei primi 10 minuti. Sul 6-10 girandola di cambi e la squadra giuliana torna all'assetto classico. Brescia gioca meglio ma non tira altrettanto bene. Il primo quarto si chiude sul 15-16. I biancorossi sembrano ritrovarsi completamente nella seconda frazione, con Brown a guidare in difesa e in penetrazione e Valentine finalmente in versione rock out. Il più 5 si trasforma in un massimo di 9 punti di margine. Bilan e Soci però non si fanno staccare, mentre i padroni di casa ritrovano anche un dignitoso Ross, partito troppo a testa bassa all'inizio e ben sostituito da un Ruzier che ha il merito di far girare meglio la squadra. Si va a riposo sul 44-38. Brescia torna in campo nella ripresa con grande cattiveria agonistica. Bilan e Rivers provano subito a ricucire lo strappo. A rispondergli ci prova Ross prima che la partita si imbruttisca e 2 triple di Della Valle, intervallate da un fallo tecnico fischiato a Jutov che fa imbufalire il Palatrieste, facciano tornare la sfida in parità. Gli uomini di Poeta si affidano poi al talento di Barnell per tornare in testa anche di 4 lunghezze. Serve la lucidità di Brooks e Brown per restare in partita sul 59-61. Nell'ultimo quarto le 2 triple di Ruz e Jutov riportano Trieste con la testa avanti, poi si riaccorda anche la chitarra di Valentine, liberi, penetrazione e si va sul più 6. I biancorossi toccano addirittura gli 8 punti di margine prima che entri in scena Della Valle, che a suon di bombe ancora risponde alla garra di Ruzier e di un Brooks da 21 punti alla fine. Brescia sembra avere una marcia in più quando tocca la parità a quota 77, con 1 minuto e 1 secondo dal termine però si palesa l'imponderabile: blackout elettrico e partita ferma. Le luci si riaccendono dopo 20 minuti ma si torna a giocare solo per 30 secondi. L'impianto salta di nuovo e, stando agli arbitri, si finirebbe qui. Sono i 2 allenatori a decidere, quando le luci si tornano a riaccendere, che bisogna riportare in campo gli arbitri e finirla degnamente sul parquet. Ed ecco che ovviamente si va al supplementare dopo il tiro sbagliato da Valentine. Nell'overtime però Brescia dimostra tutta la propria classe. Bilan, Barnelli, Ivanovic portano i bianco-blu sul più 7. Sembra finita, ma non per Ruzier, che inventa 2 canestri impensabili e riaccende ancora la speranza. Ancora una volta il pallone finisce nelle mani di Valentine, che scaglia la tripla del possibile secondo supplementare, ma lo spettacolo per quest'anno finisce qui. Allora, domani sera al Caffè dello Sport ci sarà Mike Arcieri, il GM della Pallacanestro Trieste, con il quale Marco Stabile farà un bilancio di fine stagione e il punto anche sul mercato per la prossima stagione. Ma prima di concludere, una notizia dell'ultima ora, sempre sportiva: Matteo Parenzani inarrestabile, 8º titolo italiano assoluto consecutivo nel tennis tavolo paralimpico. Un'altra importante vittoria per il campione triestino, che in classe 6 ha battuto per 3-0 Raimondo Alecci e Massimiliano Giannola. Parteciperà ora a un prestigioso torneo a Las Vegas che lo vedrà gareggiare insieme alle top 8 del mondo della sua categoria. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.